Il Covid è come uno tsunami che ci ha travolto, ha detto oggi il direttore generale Benazzi. Il bollettino parla di 14 decessi dal giorno di Natale, persone anziane per la maggior parte con patologie pregresse. 1395 positivi nelle ultime 24 ore, 1 su 4 è sotto i 12 anni. Abbiamo 328 ricoveri, 35 persone in terapia intensiva, però devo dire che abbiamo un segnale, come dire, una piccola luce in fondo al tunnel che ci dice che l'R con T è 0,98. Un dato questo dice che potrebbe far pensare che siamo arrivati al culmine e che ora dovremo iniziare la discesa. Le zone più colpite, quelle con maggior numero di positivo, rimane il territorio asolano, a cui si aggiunge l'area di Pieve di Soligo. Sulla questione dei tamponi e delle code, noi vorremmo scusarci con le mamme perché effettivamente noi siamo la provincia che ha numeri positivi più elevatissima. Abbiamo 12.000 ragazzi minori ovviamente tra quarantena e monitoraggio, e stiamo facendo ormai da 3.000 a 3.500 tamponi al giorno per appunto sdoganare e fare rientrare tutti i ragazzi. Ci stiamo riorganizzando e con il nuovo anno questo problema non ci sarà più. Rimane alta l'attenzione per la questione visite specialistiche, garantite ovviamente le urgenze e le visite oncologiche. Abbiamo 600 nostri collaboratori impegnati tra vaccinazioni e Covid point, cioè un numero esageratissimo. Come sapete abbiamo tantissimi ricoverati, stiamo gestendo anche i ricoveri ordinari e quindi il personale ovviamente è risicato, cioè non riusciamo ovviamente ad allargare maggiormente le cose, però sicuramente cercheremo di fare il possibile per dare una risposta anche alle visite specialistiche. Certo è che si stanno accumulando circa 20.000 visite non urgenti causa Covid. Per quanto riguarda la cittadella sanitaria, Benazzi spiega di poter entrare verso giugno 2022, ma non è tutto. Non solo la cittadella, partirà ovviamente l'ospedale di Conegliano, il nuovo ospedale di Conegliano, partirà l'area nuova dell'ospedale ovviamente di Oderzo, e andremo a fare anche le tanto declamate terapie intensive nuove nell'ospedale di Vittorio Veneto.